All'Università di Padova faccia a faccia tra il ministro Erika Stefani e il presidente del Veneto Zaia sull'autonomia e il federalismo, con l'impegno di chiudere entro ottobre, tra poco in diretta. Aperture domenicali dei negozi, il ministro del lavoro mette sul tavolo l'ipotesi di fare a turno per le categorie indietro non si torna, i cittadini però sono possibilisti. Omicidio di Lonigo, sul caso interviene il centro antiviolenza, la rete aveva funzionato ma Tania aveva diritto di vivere serena, sempre più numerose le denunce. Ladri di elemosine niente meno che nella Basilica di Sant'Antonio a Padova, coppia pizzicata a pescare col nastro adesivo i soldi dalle cassette delle offerte. Se n'è andato nel giorno della sagra senza salutare, troppo stress, ho bisogno di riposo, così Don Mauro ha lasciato le sue 4 parrocchie di Vigonza tra lo sconcerto dei fedeli. Andrà alla ricerca sulla Progeri il ricavato del prosecco prodotto con l'uva raccolta alla vendemmia solidale nei vigneti di San Pietro di Feletto, anche Sammi Basso, Giusy Versace e il governatore Zaia. Torna questa sera alle 21:15 Ring, il talk show di Antena 3, la politica alle corde sui grandi temi, profughi, autonomie e tasse, promesse irrealizzabili? Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Allora, lo vedo inquadrato dalla nostra telecamera in collegamento dall'Università, il Bo di Padova. Fatemi sapere se possiamo collegarci con Federico Fusetti. Ciao Federico, credo che sia iniziato il dibattito, ci sono il governatore del Veneto Luca Zaia e il ministro Erika Stefani proprio per confermare o anticipare qualcosa, questo ce lo dirai tu, appena sono pronte le interviste anche te lo facciamo sapere, ma appunto di che novità ci sono sul fronte autonomia? Possono nascere anche le grandi idee. Tutti innanzitutto. Ci sono novità, nel senso che c'è molto ottimismo sia da parte del governatore che da parte del ministro Stefani. Entrambi hanno speso parole di appunto grande ottimismo su quello che potrebbe essere l'accordo e, come avete detto nei titoli, il ministro conta entro fine ottobre, entro il 22 ottobre, anzi ha dato una data precisa, conta di portare al Consiglio dei Ministri una proposta già da discutere a livello di governo e poi ovviamente una proposta che sarà portata anche all'attenzione delle Camere. L'obiettivo di questo incontro in Aula Magna qui al Bo, tra l'altro il ministro Stefani accolta dal rettore con un bentornato, perché il ministro si è laureata proprio qui all'Università di Padova, dicevo un incontro voluto anche per coinvolgere i cittadini in questo progetto. Ci sono ovviamente molti economisti, molti giuristi qui in sala, ma ci sono anche molti cittadini comuni che sono venuti ad ascoltare, curiosi, quelli che sono i dettagli di questo progetto sul federalismo, dettagli che potrebbero trasformarsi in realtà. Ecco, si respira, direi, un certo ottimismo tra tutti gli addetti ai lavori. Hai raccolto anche qualche intervista, sentiamo il ministro Stefani adesso? Sì, direi che c'è proprio questo ottimismo, trapela anche dall'intervista che abbiamo raccolto, perché ha proprio ribattuto in maniera molto diretta e veloce alle nostre richieste sulla tempistica dell'accordo, sia il governatore Zaia che in particolare il ministro. Allora, certo, sentiamolo insieme. La Regione, il Ministero delle Affari Regionali, i cittadini cosa possono aspettarsi da questa serata? Beh, oggi è un gran bel dibattito, un confronto. L'autonomia, signori, non è una questione sicuramente facile, decisamente delicata e sicuramente è in queste mura dove insomma ci si formano anche le grandi professionalità, ne potranno venire anche degli ottimi spunti. Io mi aspetto questo. Perché arrivi l'autonomia in Veneto, Ministro? Io spero e auspico molto brevi. Io ho la mia intenzione, il mio programma è quello di poter portare una bozza di intesa affinché possa essere discussa almeno all'inizio della discussione in Consiglio dei Ministri entro il 22 di ottobre. Il governo sarà con lei anche la parte del 5 Stelle? Di questo sono certa. C'è già nel contratto di governo e nella cabina di regia che io ho previsto fin dall'inizio per trattare della questione dell'autonomia è coinvolto decisamente il Movimento 5 Stelle. Fontana, intervistato oggi da Libero, dice che la Lombardia sarà autonoma tra un anno. Ah, l'ho letto, ma per me anche prima. Soldi? Cosa vuol dire per il Veneto? Allora, sicuramente una gestione da parte del Veneto delle risorse
in modo da avere anche una maggiore responsabilizzazione della spesa. Secondo me il grande obiettivo dell'autonomia è di quello di portare non solo il nucleo di decisione più vicino ai cittadini, ma anche la capacità proprio di gestione delle risorse. Ma il 9 è credibile come orizzonte? Ed è sulla scorta della richiesta da parte di tutte queste regioni che ci viene da pensare. La richiesta d'autonomia, signori, non è una questione di il singolo, cioè il singolo. Ecco, siamo tornati qui alla Romagna del Bo, vi aggiungo in particolare, ora stiamo parlando, il Ministro soprattutto per le affari regionali, sta parlando proprio nel dettaglio, sta affrontando le materie richieste dal Veneto, in questo momento sta parlando di lavoro, che è uno dei temi richiesti appunto dal Governatore, e poco fa si è parlato di salute, insomma credo che all'interno della discussione si stia scendendo proprio anche nel dettaglio delle 23 materie di competenza che la Regione vuole per sé. Direi che per il momento è tutto, restituisco la linea a Ferdinando. Grazie Federico, allora siccome devi rispettare il dibattito approfittiamo degli applausi eventualmente per ricollegarci in qualche momento, così tu puoi non disturbare l'incontro tra Stefani e Luca Zaia. Grazie Federico Fusetti e Federico Cibotto. Ora il tema delle aperture festive degli esercizi commerciali, il governo lavora una legge entro l'anno, la grande distribuzione lancia l'allarme posti di lavoro, non è quello il servizio che vedo in preview, fatemi sapere in regia se ci sono problemi. Ecco, la grande distribuzione lancia l'allarme posti di lavoro, ma i vicentini si dicono possibilisti, non è nemmeno questo, vediamo se riusciamo a vedere le interviste tra le persone su quel che ci hanno risposto oggi. Fammi sapere Tony, se no andiamo avanti. Chiusure festive, datemi un segnale dalla regia. No, non è questo, ve lo assicuro. Non è questo, quindi fatemi sapere. Allora, se no, passiamo all'altro che avevo visto in preview. Benissimo, sapete che secondo la CGIA di Mestre sono oltre 4 milioni gli italiani che lavorano alla domenica, ma il governo vorrebbe garantire il giorno di riposo. C'è una novità proprio della giornata di oggi con il Ministro del Lavoro e Sviluppo Economico Di Maio, che in sostanza pensa a una turnazione per quanto riguarda questi lavori. Il 25% di questi esercizi commerciali può restare aperto la domenica, quindi appunto a turno uno ogni 4. Vediamo che cosa dice Confservizi in merito a questo. La chiusura o l'apertura dei centri commerciali credo sia veramente molto marginale, nel senso che ormai questa è una tendenza, gli italiani si sono abituati ad andare a fare la spesa anche alla domenica e quindi da qui non si scappa. Il vero problema di chi sta facendo questa battaglia, è che la grande distribuzione, diciamolo come è, la grande distribuzione ha fatto un grosso investimento immobiliare. È chiaro che se va a chiudere queste le saracinesche alla domenica, magari anche al sabato, è chiaro che il loro valore del patrimonio va giù e quindi il valore di queste aziende scende. Ora, che cosa che vogliamo salvaguardare? Da una parte l'italiano che deve fare la spesa, oppure il patrimonio di chi ha fatto degli investimenti immobiliari? Ma perché il problema è soltanto dei supermercati, quando noi che rappresentiamo le aziende pubbliche, che garantiamo 365 giorni all'anno, 24 ore su 24 i servizi, abbiamo le persone che lavorano per 365 giorni, 24 ore su 24. Il problema sono i supermercati. Su via, mi sembra veramente una barzelletta. E allora andiamo avanti, tra poco sentiremo anche i cittadini, torniamo a parlare dell'omicidio di Lonigo. Tania Dugalic, uccisa dall'ex marito, aveva avuto la forza di denunciare quell'uomo che le aveva reso la vita un inferno, supportata al centro violenza, ma non è bastato. La sua storia è finita tragicamente, ma molte sono le donne che si rivolgono a centri di questo tipo. Questo è stato un caso gravissimo dove la donna era stata portata avanti con un percorso di uscita dalla violenza dove lei era stata anche molto coraggiosa e la rete territoriale ha funzionato benissimo per la messa in protezione della donna, però poi una
una donna ha anche il diritto di poter vivere libera, serenamente, senza avere sempre l'incubo di quest'uomo che prepara la vendetta. Un diritto di vivere che Zoran Lukanovic non ha concesso a Tania, preparando quella vendetta, dopo anni di soprusi a cui la donna alla fine è riuscita a ribellarsi, con meticolosità. Una storia, quella di Tania, che lascia un segno profondo perché nonostante la rete territoriale l'abbia accolta consentendole un percorso di uscita dal tunnel, di fatto non è riuscita a proteggerla completamente da quel marito arrabbiato e rabbioso. Non tutte le storie però hanno una fine drammatica come quella di Tania Dugalic. L'invito per tutte è quello di farsi coraggio e contattare gratuitamente in pieno anonimato il centro antiviolenza. Nato nel 2012 e gestito dall'associazione Donna Chiama Donna, ha visto nel tempo sempre più un'emersione dei casi di violenze fisiche, quelle più evidenti, ma anche psicologiche. Rimane comunque la difficoltà ad aprirsi per quella che molte volte viene vissuta come una colpa, se non una vergogna. L'accesso al centro antiviolenza è un accesso inizialmente complicato, non è detto che vada a buon fine la prima volta, infatti noi assistiamo sempre di più alle recidive, cioè ai ritorni delle donne dopo che hanno iniziato una volta, poi hanno smesso, poi ritornano, più decise però. Violenze che non hanno distinzione di classe sociale o economica, che sorprenderà, non riguardano solo e tanto le straniere, per le quali la denuncia significa uscire dal clan. Il 70% sono italiane che subiscono violenza da partner o ex partner italiani. Le donne sono sempre molte, ne abbiamo circa un centinaio in carico ogni anno, più di 600 dal 2012 sono le donne che sono passate da centro antiviolenza ad oggi. Incidente mortale alle 6 di questa mattina a Cessalto, a perdere la vita un 63enne da tempo residente a Pordenone. Ho sentito una frenata lunga, forse 100 metri così, un rumore strano e dopo non sono accorto che stava incidente perché qua si sente spesso frenando. Un improvviso rumore di frenata sull'asfalto nel tentativo estremo di evitare l'impatto. Pochi istanti e poi lo schianto, terribile e fatale, tra un'auto e un furgone, all'alba di oggi lungo via Calnova Alta a Cessalto. A subire le conseguenze più pesanti dell'impatto è l'auto, una Peugeot Station Wagon che carambola e finisce sotto la scarpata della strada, ridotta ad un ammasso di lamiere. Alla sua guida c'è Sage Midet, 63enne croato residente da tempo a Zoppola, provincia di Pordenone. La violenza dell'impatto non gli ha lasciato scampo e i sanitari del SUEM, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il corpo senza vita dell'uomo è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per riuscire a districare il groviglio di lamiere in cui si era trasformata la vettura. Ferito, anche se in modo non grave, il conducente del furgone, un 45enne palermitano residente nelle Marche, che ora sarà indagato per omicidio stradale. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente ed entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro giudiziario. Certo è che questo non è il primo grave incidente accaduto lungo questo tratto della provinciale 53, che collega Cessalto e Motta di Livenza, come può confermare chi abita da queste parti. Sì, da là, iniziando da là, fino alla zona industriale, non ho mai visto, mai sentito una strada così pericolosa, con così tanti incidenti. Un rettilineo che invita a correre, ben oltre il limite di 70 km/h. Un ciglio stradale a dir poco esiguo tra piano della carreggiata rialzato e la ripida scarpata su entrambi i lati. Un errore o una distrazione alla guida lungo una strada così rischiano di essere quasi certamente fatali. Rubavano l'elemosina all'interno della Basilica del Santo a Padova con uno stratagemmo, sentite quale. Clamoroso arresto dei carabinieri che hanno fermato un pugliese 33enne e una peruviana di 49 anni. I due, arrestati in flagranza di reato e accusati di furto aggravato, si sono introdotti all'interno della Basilica di Sant'Antonio, fingendosi dei fedeli, e avrebbero rubato 150 euro. pescate dall'interno della cassetta delle offerte pane dei poveri. Approfittando della presenza di molti fedeli, i due hanno utilizzato un metro applicando all'estremità del nastro biadesivo, sul quale rimanevano attaccate le banconote. I due ladri, mentre pescavano, sono stati notati da alcuni fedeli che hanno allertato i carabinieri di Padova, che in pochi minuti hanno bloccato la coppia con le mani nel sacco. Sono stati perquisiti, addosso avevano i 150 euro e l'attrezzatura utilizzata. Secondo la ricostruzione, l'uomo utilizzava il metro e dopo aver
pescato il denaro lo passava alla donna, che lo nascondeva in una borsa, al cui interno, oltre al denaro, è stato anche trovato un cartoncino appesantito con alcune monete e un filo di lenza della lunghezza di 150 centimetri da utilizzare al posto del metro. Una volta fermati e accompagnati in caserma, dai controlli è emerso che erano entrambi già noti alle forze dell'ordine per furti, rapine e ricettazione. L'uomo era noto anche per furti in luogo di culto commessi in altre località. L'arresto è stato convalidato dal Tribunale, che ha disposto per l'uomo l'obbligo di dimora in provincia di Bari e per la donna l'obbligo di presentarsi dai carabinieri, sempre in provincia di Bari, 2 volte alla settimana. E torniamo al lavoro domenicale. Ci sono sacerdoti non solo, come sapete, che sostengono che questo lavoro sia causa anche delle minori nascite nel nostro paese. Abbiamo chiesto ai vicentini che cosa ne pensano. Per me va benissimo non fare la spesa di domenica, sono contraria ad andare al supermercato la domenica. Anche se questo può significare meno posti di lavoro? Sì, purtroppo sì, mi spiace per loro, però sono convinta che bisognerebbe trovare un po' di più tempo per rimanere in famiglia. La cosa importante è che chi vuole lavorare lo gli paghi nel modo giusto. Io cerco di evitare, cerco di andare gli altri giorni, sarebbe bello che la domenica fosse più per la famiglia, per godersi, perché hai proprio, anche perché ci sono tantissime donne che lavorano, hanno i bambini a casa ed è un'opportunità questa per poter stare anche in famiglia. Come in tutte le cose si debbano modulare esigenze contrapposte, quindi abolire completamente una pratica che mi sembra ormai di ampio uso anche in Europa, non mi sembra una misura, mi sembra una misura eccessiva, sicuramente da applicare l'apertura domenicale con rispetto di quello che è il diritto delle persone che lavorano in questi esercizi che rimangono aperti. Magari non so, ecco, magari tenere chiuso Santo Stefano, Pasquetta. Esatto, magari modulare le festività, diciamo quelle più importanti. Per vantaggio mio direi lasciateli aperti, però per il discorso delle famiglie, di stare, le persone di stare con la propria famiglia, direi forse dovremmo chiudere e fare la domenica tutti in riposo. Oppure sì, fare qualche domenica sporadica durante l'anno. È bello la comodità per tutti, questo si sa, però mi dispiace per chi lavora di domenica. Io purtroppo ho lavorato per tanti anni di domenica e io di domenica non lavorerei più. Però e magari modularle queste aperture, magari nelle domeniche sì. Beh, questo sì, qualche domenica aperta magari. Sono decisamente a favore perché non è neanche normale che la gente lavori a domenica, insomma, tutto sommato. È importante che non vada a incidere nell'occupazione dei necessari delle persone. Magari ho sentito che ci sono parecchie persone che restano a casa per quel motivo lì. Non si può più fare la spesa di domenica. E allora? Allora va bene, facciamo una spesa sabato o lunedì. Vietato sedersi sui muretti, vietato tenere comizi politici. L'amministrazione di Mario Conte a Treviso continua la battaglia contro i cafoni. Dopo il caso Buranelli, la Loggia dei Cavalieri. Abbiamo intenzione di porre rimedio a tutta quella serie di atti degradanti che in questi ultimi mesi si sono manifestati qua, appunto nella loggia che c'è alle mie spalle, monumento unico al mondo, patrimonio dei trevigiani che vogliamo tutelare con un articolo ad hoc del regolamento di polizia urbana. Loggia dei Cavalieri presto off limits non solo per i ragazzi ma anche per le forze politiche, visto che saranno vietati anche i comizi. La modifica al regolamento di polizia urbana che la nuova amministrazione di centrodestra sta studiando darà una stretta all'uso indiscriminato di questo piccolo grande gioiello, che rimarrà a disposizione invece di eventi culturali e concerti. Non si potrà più sedersi sui muretti come stanno facendo questi ragazzi, non si potranno più parcheggiare biciclette a ridosso delle pareti se non sulle rastrelliere, non si potranno più consumare cibi e bevande all'interno del loggiato, non si potranno più fare schiamazzi, disturbare i turisti o portarsi addirittura stereo e ballare musica rap a ritmo di musica, quindi tutto questo non si potrà più fare. Questo, si affrettano a chiarire da Cassugana, non significa che la loggia non verrà più utilizzata, anzi il Comune intende incentivare gli eventi in questo spazio, ma evidentemente con un'accurata selezione, che piace poco all'opposizione, che pure condivide l'obiettivo di tutelare la loggia.
Sono dei copioni, perché anche noi ci eravamo resi conto che quell'area era molto delicata e c'erano dei ragazzi che stazionavano e scrivevano. Se vi ricordate, avevamo anche mandato a ripulire, basterebbe solo controllare. Poi io sono contraria che ci siano tutte queste restrizioni. Da quando c'è la destra, la Lega destra al governo della città, qui non si può più fare niente, non si fanno più i festival, non si può fare niente e non si può neanche sanzionare nella bellissima Loggia dei Cavalieri. Quindi portate qualcuno a controllare. Qualche istante di pubblicità, poi l'ultima intemerata di Gentilini. Torniamo in diretta al telegiornale del Veneto. Gentilini sui 49 milioni da sequestrare alla Lega e molto altro. Lui ha la sua proposta ed è shock. Dopo la sentenza di mercoledì che obbliga la Lega a versare 49 milioni di euro allo Stato come risarcimento per quella che viene chiamata la truffa sui rimborsi elettorali, sono tanti i militanti che si chiedono quale sarà la via d'uscita del partito per evitare la paralisi delle attività. E tra questi Giancarlo Gentilini, che lancia un'iniziativa destinata a far discutere. Tutti gli onorevoli, i consiglieri, i presidenti, tutti quelli che hanno avuto prebende di versare alla nuova Lega tutte le somme eccedenti i 5.000 euro. Voglio vedere l'amore della Lega o se c'è l'amore per i denari. Ma lo sceriffo di Treviso va oltre, suggerendo al segretario federale Matteo Salvini un'iniziativa per la militanza con un attacco ad alzo zero per l'attuale dirigenza della Lega trevigiana. Caro Salvini, immediatamente crea un organismo economico a cui far confluire tutti i versamenti che faranno i nostri amanti della Lega. Ma mi meraviglio che questa soluzione non fosse stata fatta già da tempo dai grandi soloni della Lega centrale o da quelli di Treviso che chiacchierano solo. Forse anche un bambino delle elementari avrebbe già previsto che bisognava rompere i rapporti con la Lega di Bossi. Gentilini che infine, anche se non cita direttamente, non lesina critiche nemmeno la magistratura. Questa è l'unica soluzione, perché voglio che la Lega viva ancora, ma caro Salvini, devi prendere atto che c'è una grande battaglia da parte della dittatura bolscevica che ha ancora in mano tutti i poteri dello Stato. Svegliatevi leghisti, perché bisogna combattere col pugnale in bocca. Sono stressato e all'improvviso il Don lascia le sue parrocchie. A nemmeno un anno dall'insediamento, Don Mauro Darin Fioretto ha lasciato all'improvviso la guida dell'unità pastorale di Vigonza. La notizia è giunta in attesa nelle messe domenicali e non è stata data ai fedeli dal diretto interessato, ma dal vicario generale della diocesi, Don Giuliano Zatti. Don Darin Fioretto, padovano, 46 anni, dall'ottobre del 2017 era responsabile di 4 parrocchie, Vigonza, Pionca, Peraga e Codiverno, e al suo primo incarico da parroco, dopo 11 anni passati in missione in Ecuador e altri anni come assistente dell'Azione Cattolica Diocesana. Ora ha chiesto con urgenza di avere un periodo di riposo, a detta del vicario generale, per questioni di stress. Sgomenti i parrocchiani vigontini che in passato hanno già dovuto assistere al ritiro improvviso di 2 loro sacerdoti per varie cause, dalle minacce ricevute da persone bisognose che avevano aiutato alle incomprensioni con le precedenti amministrazioni comunali per la realizzazione di opere pubbliche. Semibasso, Giusy Versace e il governatore Luca Zaia per la vendemmia solidale ieri. Si fa una vendemmia solidale a fin di bene. È assolutamente un motivo validissimo, è una bellissima iniziativa. Ci si diverte, si raccoglie e poi si mangerà anche. Siamo un gruppo di rumeni, è un divertimento perché non facciamo questo di solito, quindi una giornata al sole in compagnia è bellissimo. Alle Manzane a San Pietro di Feletto, la 7ª edizione della vendemmia solidale, in 400 in festa nel vigneto di Ernesto Balbinot. Intere famiglie e un testimonial d'eccezione. Sammy Basso, il 22enne di Tezze sul Brenta, è intervenuto perché il ricavato del prosecco realizzato con l'uva vendemmiata sarà devoluto all'Associazione Italiana Progeria Onlus. Mattiniero nell'unirsi ai vendemmiatori insieme al presidente del Veneto Luca Zaia. Lui ha iniziato prima di me comunque. Io non avevo mai vendemmiato sul serio, ho raccolto altra frutta, ma la vendemmia ha un fascino particolare. Chiunque viene qua a vendemmiare sa che
e darà il suo contributo alla ricerca, e poi proprio il vino che non era fatto darà il suo contributo alla ricerca. Il valore principale è proprio questo. E poi però sviluppa tradizione, cultura e anche voglia di stare insieme, che insomma è il massimo. È una festa, infatti noi la chiamiamo festa della vendemmia, giusto Sammy? Qui c'è un ricercatore, un neolaureato che è Sammy Basso, la ricerca, la progeria, ma anche la denominazione più grande al mondo, 540 milioni di bottiglie di Prosecco. Se dessimo un centesimo per ogni bottiglia, pensa che ricerca riusciremo a fare. È tutto, vi ricordo soltanto che torna Ring questa sera alle 21:15, promesse realizzabili, 49 milioni di euro della Lega, tanti temi, ovviamente la questione migranti, in studio l'onorevole Dimitri Coin della Lega, Enrico Zanetti, Alessandro Luigi Bisotto, segretario regionale del PD Veneto, e Simone Scarabel, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. C'è anche 20:10, parleremo di nuovi combustibili, di nuovi strumenti ovviamente per muovere i nostri mezzi agricoli e non solo, quindi il futuro. Adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Grazie, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Sarà una giornata all'insegna del sole sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento ovunque, con il cielo che si presenterà del tutto sereno, salvo per qualche foschia al primo mattino, peraltro in rapido dissolvimento. Diamo uno sguardo anche alle temperature. Le minime saranno comprese tra 16 e 20 gradi. Valori massimi invece oscillanti tra 27 e 31 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche su questa regione, dominerà il sole ovunque grazie alla protezione dell'anticiclone africano. Cielo sereno praticamente ovunque, al massimo velato sui settori montuosi nel corso delle ore pomeridiane, ma del tutto innocui. Vediamo le temperature, minime comprese tra 17 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 31 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, sarà bel tempo anche su questa regione. Ampio soleggiamento su tutti i settori, anche qui con innocua nuvolosità pomeridiana sulle estreme Alpi di confine. Diamo un'occhiata anche alle temperature, minime comprese tra 15 e 16 gradi, massime oscillanti invece fra 30 e 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.